Prego? È detenuto o no? Io no. Non è detenuto. È stato detenuto? Sì. Per cosa? Per associazione. Solo associazione? Sì. Ha commesso, lei è stato indagato o imputato solo per associazione? Sì, sì. Quando è iniziata la sua collaborazione? Circa nel 94, 97, sembra 2 anni fa, non è mezzo. Sì. Un anno e mezzo fa lei che si trovava, in che posizione si trovava giudiziariamente? È imputato per un'estorsione a Catania. Ah, quindi anche per estorsione, non solo per associazione. Sì, sì. È stato imputato in altre occasioni? Detenuto? Per autoselezione, l'83 e per estorsione. Quindi lei ha iniziato a collaborare nel 94? 15 luglio del 94. Sì. È stato mai sentito come imputato di reato connesso in dibattimento, cioè dinanzi a una corte, a un tribunale o a un giudice? Siamo in un processo. Sì. In quale? Posso maggiore. Cioè in questo processo? Sì, sì. In altri? E in altri processi. Quali processi? Uno a Pivoga e un altro a Tribunale di Catania. E già era pentito? Sì, sì. Poi è stato sentito da pubblici ministeri in fase di indagine? Non ho capito bene. È stato sentito da pubblici ministeri in fase di indagine, cioè non in pubblico? Sì, sì. Sì. Ha confessato omicidi lei? Sì. Quindi non ha fatto solo associazione, anche omicidi? Sì, nella mia conversione che ho fatto nel progetto, sono stati imputato, ho chiamato in causa di associazione che stanno a Piosa. Poi nella mia collaborazione non ho pensato. Ho capito. Senta, questo episodio che lei ha raccontato oggi, l'ha già riferito alla magistratura? In altre occasioni? Sì. Sì, in quale occasione? In un processo che sono stato a Catania un mese fa, un mese e mezzo fa. L'ha riferito a chi? A una corte? Sì. Ma non credo che lei confonda con questo processo. Lei sa in quale processo ora viene sentito? Non ho capito bene. Oggi che processo stiamo facendo? Lei lo sa? Il processo contro il processo Sant'Apollo. Solo contro di lui? Cioè lei sa che qui c'è una corte d'assise riunita, che ci sono 2 pubblici ministeri, ci sono una cinquantina di avvocati e 170 imputati, lo sa o non lo sa? Sì, lo so. Lo sa, bene. E che processo è maggiore? Bene, allora, l'occasione nella quale lei ha riferito questo episodio di Santa Paola Francesco un mese fa è stato sempre per questo processo o in un altro processo? Non è stato proprio dinanzi al processo che ho fatto un mese e mezzo fa, sono stato scoperto del figlio a Catania. Per fare questa dichiarazione che ho ricordato che avevo visto il figlio di Santa Paola in questo stesso paese. Ho capito, quindi lei, ecco, così abbiamo chiarito, lei non l'ha detto in dibattimento? Non ho ricordato quello che avevo visto il figlio di Santa Paola in questa discoteca che ho trovato con India. Sì, è stato la sera del giorno nel quale lei è stato sentito o è stato interrogato altre volte? La stessa sera. La stessa sera, e questo ci risulta. Bene, oltre quell'occasione, lei ha riferito altre volte questo episodio a qualche magistrato italiano? Non mi ricordo bene. Si sforzi, e qua stiamo facendo un processo penale, cerchi di sforzarsi.
Non lo ricordo. Lei è stato mai interrogato sull'associazione cosiddetta Santa Paola, a parte il processo Orsa Maggiore? Sì. Sì. E ha mai riferito questo episodio di Santa Paola Francesco? Non mi sono ricordato in questo momento. Senta, lei ha detto di avere visto Santa Paola Francesco al carcere di Piazza Lanza, esattamente in infermeria. Sì. Lei era pure in infermeria o no? No, io facevo l'educatore. Faceva il? E c'era quasi sul carcere a sistemare le cose che c'erano da fare nel carcere. Così ho visto che c'era il figlio di Santa Paola. Sì. No, lei l'ha solo visto il figlio di Santa Paola oppure ci ha parlato? No, ci siamo soltanto salutati. Ma lei poco fa ha detto ci siamo conosciuti benissimo. Che voleva dire con questa frase? Ci siamo salutati. Cioè... Ci siamo conosciuti e ci siamo salutati. Quindi lei non ci ha parlato nell'infermeria del carcere con Francesco Santa Paola? No, assolutamente. Si è scambiato il saluto? Si è scambiato solo il saluto? Non volevamo che ci parlavamo. Ecco. Con il figlio di Santa Paola. C'era quello questo problema. Cioè aveva divieto d'incontro Santa Paola con altri detenuti? Lui stava da solo in infermeria. Stava da solo? Stava da solo. Cioè lei l'ha visto in infermeria e c'era lui solo? Sì. Ma stava da solo per motivi così di sicurezza, nel senso che per osservare il divieto d'incontro, oppure perché in infermeria non c'era nessun altro? Ed era lui l'unico? Quando ci sono andato io non stavo da solo. Il lavoro che facevo io non ci vogliamo sempre spesso avvicinare. Ho capito. In particolare perché sono da Paolo. Sì, certo. In quell'occasione non ho approfittato perché c'era un'interruzione non lo so dire, ci abbiamo sistemato i bagni così per dire. Anzi, ricordo bene che quando sono entrato io ho avuto soltanto il tempo di dirgli ciao, ci ho dato una mano e l'hanno spazzato verso un po' di... Ho capito. Il lavoro è continuato ad andare. Che lavoro ha fatto lei? Che lavoro ha fatto lei dentro l'infermeria in quell'occasione? Ho sistemato dell'ostacolo dell'omino. E lei lo sa perché era in infermeria di Santa Paola Francesco? Non ho capito. Lei sa il motivo per il quale Santa Paola Francesco si trovava in infermeria? Per la soluzione. No, ricoverato in infermeria invece che in una cella. No, ma ragazzi era in infermeria che c'era il periodo d'incontro, perché in quel periodo la caccia di Catania c'erano le 70 imputati su quel livello d'incontro e ce ne erano sparsi in tutte le parti. C'erano a destra, a sinistra, c'erano a sinistra in questo edificio, nel nuovo, cioè in tutte le parti del mondo. Sì. Vabbè. Quindi l'ha salutato lei a Francesco Santa Paola dentro l'infermeria? O l'ha salutata lui? No, ho detto io ciao, non ho poi su tutte le parti mi hanno detto qualche lavoro. Ho capito. Senta, a che ora si sarebbe verificato al Miami questo episodio che lei ha riferito? Non ho capito bene. A che ora si sarebbe verificato l'episodio che lei ha ricordato in ritardo e che stasera ci ha raccontato? A che ora è successo sto fatto? A che ora? Sì. Non mi ricordo se è stato di giorno sicuramente, non di sera. Di giorno. Dalle 8 fino alle 3:30 in questo orario. Cioè l'orario che lei mi indica, un orario fra le 8, cioè le 20 e le 3:30 del mattino? Perché alle 3:30 smettiamo da lavorare. Allora, di giorno o di sera? Non l'ho capito. Dalle 8 di mattina fino alle 3:30 nel pomeriggio.
Ah, quindi di mattina è successo? Sì, sì. Ho capito. Senta, lei ha detto che si trovava lì, no? Lei, quando è arrivato a Santa Paola? Sì, ero a parlare con Mario. Ho capito. E non si ricorda niente, se era mattina, se pomeriggio, niente. L'unica cosa che sa dire era fra le 8 e le 15:30. Scusate, io sto parlando con lui che è venuto. No, io sto parlando dell'episodio dinanzi alla discoteca. A che ora è successo? Ah, bene. No, lei non aveva capito. 11:30. Bene. Senta, lei si trovava, ha detto, con Tornabene, no? Con Mario Tornabene. Bene. E poi chi c'era lì presente? C'era solo lei? Solo... C'era un orario, c'erano delle persone che discutevano che volevano entrare magari senza voglia, perché sa che devono essere rapporti per entrare nella scoperta, e io facevo compagnia, quando come appunto poi facevo compagnia per le bene. Ho capito. Ci stavano queste persone che non hanno capito niente del discorso. Ma stavano, se vediamo all'ingresso, chiaramente che stavano a metà all'ingresso, quindi c'era un corridoio dalla discoteca, 30 metri dall'ingresso a dove si entrava la discoteca. Erano all'ingresso di questo ingresso. nel mezzo di questo corridoio? Sì, scusi, questo l'abbiamo capito. Dico, questo corridoio è lungo 30 metri circa? Una trentina di metri. E rappresenta l'ingresso al locale? Sì. E in questo 30 metri, in questo ingresso c'era solo lei e Tornabene? No, c'è una persona che non ha una dell'ingresso. Guardi, scusi, se lei senta, scudo, si allontani qualche centimetro dal microfono, se no viene distorta la voce. Allora, oltre a lei e Tornabene, chi c'era? Quante persone c'erano? La mia Tornabene? No, oltre lei e Tornabene, chi era presente lì quando arrivò il figlio di Santa Paola? Ah, solo lei e Tornabene? C'era una persona che era un po' più lontana, 15 metri più lontana. Ho capito. E la cassa dov'era? La cassa era... Lei era prima o dopo la cassa? 15 metri. Quindi lei si trovava fra la strada e la cassa? Tra la cassa e per andare fuori poi c'erano 15 metri. C'erano, diciamo, nell'ingresso della cassa e l'ingresso per andare fuori. Quindi lei si trovava fra l'ingresso esterno e la cassa, giusto? E all'ingresso... La cassa era un po'... c'era una segretaria dove c'era proprio l'ingresso, cioè la cassa non si doveva perfettamente di fronte, cioè dovevo fare un po' di curva perché c'era la cassa. Cioè anche se c'era una persona dentro la cassa non ci credo. Ho capito. E quindi fra la cassa e la strada non c'era nessun altro se non lei e Tornabene? Ho capito. Non c'era nessuno del gruppo organizzativo, no? Non è? Del gruppo organizzativo non c'era nessuno? No, stavamo tutti vicino alla cassa. Ah, tutti vicino alla cassa, tutti in questa rientranza. Raggruppati nella rientranza. La gente poche persone che dicevano di andare, perché poi c'era il discorso che una volta che si staccavano tutti i biglietti, perché io so che tutte le sere facevo un po' di compagnia a Tornabene. Quindi lei fra le 11 e le 11:30 ci dice che non c'era praticamente più nessuno che entrava e più nessuno che controllava, c'era solo lei e Tornabene. Io a Tornabene nel corridoio e c'erano alcune persone che volevano entrare, che stavano diciamo al di fuori dell'ingresso. Ah, quindi c'era altra gente che stava cioè sulla strada. C'era un gruppo di persone. Quante potevano essere queste persone? Ce ne stavano 10-15 persone che stavano magari qui Tornabene perché magari fuori orario potevano andare qualcuno. Quindi c'erano 10-15 persone
che erano all'ingresso che dava sulla strada. All'ingresso che dava sulla strada, giusto? Ho capito bene? Poi c'è un corridoio di 15 metri nel centro del quale stava lei e torna bene, e poi alla fine di questo corridoio in una rientranza c'era una piccola rientranza. La rientranza com'era? Piccola, grande? Quanto era profonda sta rientranza? Dove c'era il personale che stava che noi abbiamo parimenti, cioè a 15 metri di distanza. Ho capito. Siamo 15 dove c'era il biglietto e 15 dall'ingresso. Quindi all'estremità di questo corridoio c'erano una decina, almeno ha detto lei, di persone che stazionavano all'uscita, ingresso a seconda da dove si guarda, sulla strada, e poi e davanti a questi in attesa che aspettava che qualcuno magari potesse entrare. Qualcuno? In attesa che quel ragazzo, un ragazzo che stava, tutte le ragazze che stavano fuori, erano ragazzi e non c'eravamo ragazze. E c'era qualcuno in attesa che il mago quando bene faceva entrare. Magari c'erano lontane, le sue volte, adesso una discuteva di una rete che non arrivasse un mattino. Ho capito. E questi erano tutti davanti all'ingresso? Davanti all'ingresso, sì. Bene, allora stazioniamoli lì e spostiamoci invece dove c'è la cassa. Alla fine di questo corridoio c'è sta casa e lei mi ha detto che i componenti del gruppo operativo del gruppo organizzativo si trovavano tutti vicino alla cassa. Tutti vicino alla cassa, sì. Era un'abitudine di stare tutti vicino alla cassa? Ma magari il discorso era proprio così, quando c'è diciamo i componenti del gruppo della discoteca, c'erano volte qualcuno che conosceva a queste persone che stavano vicino alla cassa, magari gli valeva male perché non conosceva. Allora diciamo il quel periodo il Mario della Pena che era quasi tutti in quella discoteca, e a parte che facevi tutto, ora c'era una bellissima amicizia tra i protagonisти della discoteca, e così preferiva che stava da solo davanti alla cena, davanti all'ingresso, e poi in quel momento ci siamo stati davanti all'ingresso per non fare nessuno. Bene, la domanda era un po' diversa, comunque lei ci ha dato qualche particolare in più. Questo gruppo organizzativo, in genere, quante persone erano? Ha detto lei poco fa, se ricordo bene, posso sbagliare, 5-6? Quindi persone che erano il gruppo organizzativo era la discoteca? Nella discoteca, stiamo parlando della discoteca, no? Erano 3-4 persone. 3-4 in tutto? Più il padrone, che si chiama Giuseppe, e più il fratello di Giuseppe. Sì. E questi si trovavano tutti vicino la cassa? No, ce n'erano 3 o 4. 3 o 4, benissimo. Quindi, bene, vabbè. In questa discoteca alle volte c'era magari a parte, compagnia a fare opera, io non ho voluto a quei ragazzi che lavorano. Sì. Senta, quindi ai capi di questo corridoio c'era, abbiamo detto, 2 gruppi di persone, uno vicino alla cassa e uno all'ingresso. Ci siamo, nel mezzo c'è lei e torna bene. Bene. Senta, ma lei che andava a fare al Miami? Solo per stare con torna bene lì oppure anche entrava a volte? No, non entravo, mi mettevo a lavorare, poi ero una preferenza con il protocollo della discoteca, perché erano persone che avevano un'amicizia con la discoteca. Ho capito. In realtà era una bellissima persona. Sì. Senta, e le guardie giurate dove stavano? Le guardie giurate? Nella discoteca? Fuori dalla discoteca, c'erano o no? No, quando c'erano le bene no. Qualche volta non ho qualcuno, ma difficile. E Mario della Bene era una guardia giurata. Prego? Mario Donna... No, io le sto parlando di guardie giurate. Le guardie giurate dove stavano? Le guardie giurate? Sì, le guardie giurate. Lei lo sa cos'è una guardia giurata? Ho visto in tutte le aree che siamo disponibili a Miami, uno queste guardie giurate, non ho visto quasi mai. Una persona organizzata, che c'è una persona che vuole organizzare la festa del fondo solo, ci mettiamo a guardie giurate.
Ho capito. Quindi in questa scena che lei ci ha descritto arriva Santa Paola Francesco. Con la pistola, come l'aveva vista o l'aveva nascosta? La pistola ce l'aveva, nel momento ce l'aveva messa nella cintura. Che si vedeva? A vista? Scusi. Ho visto che era un po' arrabbiato, gli ha detto delle parolacce un po' storte. Lei ce l'ha ben chiara? Sì. Lei se la sì. Lei se la ricorda bene questa scena? L'avrà impressionata, suppongo, no? L'ha colpita questa scena o no? Prima lei non l'aveva colpito, un ragazzino che punta la pistola in testa a un uomo di 40 anni non Cosa? Sì. Quindi lei ha visto questa scena e ne è rimasto colpito oppure no? Non l'ho capito. No, mi sono rimasto colpito perché magari non la scena, è stato soltanto l'ultimo caso che leggevi che voi avete fatto. Scusi. Bene. Lei prima di allora era rimasto tranquillo. Lei aspetti. Lei mi faccia seguire il mio discorso. Prima che Santa Paola estraesse la pistola, lei, scuto, è rimasto tranquillo, no? No, era tranquillo perché stiamo parlando di un po' di siamo festeggiato un po' perché lui ci aveva detto guarda, non ho potuto recuperare, la persona è stata melodata, lui si è incazzato con la storia, nel senso che gli ha detto che potete mai, tu potete molto comunale, tu sai che questa cortesia almeno la potevi fare, stai bene, ma stai attento alla prossima volta che non vedo la storia per stare bene. Così è stata la pistola. Bene. Che si aveva lanciato fuori. Lei questa cosa e se n'è andato. Ha detto arrivederci, buonasera. Grazie. Vabbè. Sì, ma senta, quindi lei prima non si era preoccupato prima che lui estraesse la pistola? Non pensavo mai che la pistola non l'avevo vista, che non essere in centro dopo che non ho che l'avevo presa. Ah, non l'aveva vista lei prima? No, me ne sono andato ancora, non colpo che l'avevo presa. Ho capito. Senta una cosa, ma questo ragazzo non ha tentato di portare via Tornabene da lì, oppure ha fatto tutta la scenata tranquillamente dentro il corridoio alla vista di tutti? No, senza problemi. E lui la scenata è fatto, diciamo che nel discorso che ho fatto si è adattato da capire che si era incazzato maledettamente. Poi l'unica scenata che ha fatto è avuto già 15 secondi che ha preso la pistola, l'ha messo quasi vicino alla testa e ha detto alla prossima volta che vengo non volevo la pistola in testa. Bene. Ha preso la pistola nella cintura e se n'è andata. E fino a qua ci siamo, me l'aveva già raccontato, la ringrazio per averla ripetuta. Io però volevo sapere un'altra cosa. Dico, non ha cercato di andare via da lì, di portarsi via, ha detto vieni andiamo a parlare fuori, no, a vista, tranquillamente. No, ma tranquillamente, non si c'è a vista del senso della vista che c'ero io, che poi le persone che stavano dietro di lui, cioè quelle che stavano impresso, cioè magari qualcuno se l'ha detto sicuro, ma sai come i tempi erano visti, magari si sono fatti sì. Senta, e a lei non ha rivolto mai la parola questo giovane? No, no, è come se io non esisteva. Ah, ho capito. Nemmeno mi è salutato, nemmeno se non esisteva. Poi ci sono rimasto male quando ho saputo che era il figlio di Santa Paola, ci ho detto ma scusa se poi non sono amico, cioè perché devo usare la seconda. Perché era amico suo? Che vuol dire nostro amico? Ho capito. Senti, mi può dire allora, se ho capito bene, lei all'inizio aveva detto penso forse così che si tratti di droga, poi ha cominciato mano a mano ad essere sempre più preciso. Ci può ricordare un po' com'è che fa a dire che erano soldi di droga? Che è abbastanza so che abbiamo fatto un paio di bene,
ma ci ho detto scusa, che non aveva mai stato fatto così, sì, ha portato un po' di droga, io ho preso, ci ho detto che ne corrispondevo io questi soldi, le persone che la persona mia, la cosa non me l'ha data. Quindi da quello che lei, scusi, da quello che lei ha capito allora, Santapaola era andato lì al Miami a portare droga? È questo che ci sta dicendo? No, scusi, io, senta, scuto, si fermi un minuto. Una cosa fatta così, quando mi dice magari che era una persona che aveva cominciato male. Vabbè, senta, lei ci sta dicendo, per riassumere, che Santapaola Francesco era stato lì in un'altra occasione e aveva portato droga nel locale Miami? È questo che ci sta raccontando? Allora non l'aveva portata lui direttamente? L'ha portata lui personalmente? Cioè Santapaola Francesco, lei mi sta dicendo, ha portato la droga personalmente nel locale Miami? Sì, personalmente sì. Ho capito. Ah, gliel'ha detto torna bene. Ho capito. Si allontani dal microfono, per favore. Ho capito. Invece le... Sì, ho capito. E le minacce invece lei le ha accolte direttamente, perché Santapaola ha parlato in sua presenza tranquillamente. Lei a che distanza si trovava? A pochi centimetri. Oh, senta, lei comunque non sapeva in quel momento che si trattava del figlio di Santapaola, no? Nel momento in cui, scusi, è arrivato sto ragazzo, bene, allora arriva un ragazzino, avrà avuto 18 anni a quell'epoca, no? Più o meno mi pare. Arriva con una pistola che lei prima dice porta alla cintola, poi non la vede, comunque non la vede. Arriva e comincia a fare, scusi, uso il suo termine, ha detto che era incazzatissimo, no? Quindi avrà cominciato a rivolgersi attorno a bene a parolacce, giusto? Minacce. Lei non pensa di intervenire, cioè per lei era una cosa normale che arrivasse il ragazzino e minacciasse il suo grande amico Tornabene al quale lei faceva compagnia tutte le sere. Lei non è intervenuto? No, senta, scudo, si fermi un attimo, lei deve rispondere alla mia domanda. Lei non è intervenuto per niente, ha visto sta scena e se l'è guardata da spettatore. Perché sono stati pochi minuti, beh. Cioè, quando poi magari ho visto che questo è stato un risorgere, un po' magari ha avuto un po' di paura, certo. Noi che insomma ce l'avevamo adesso. Certo, poi l'ha rinfoderata, poi l'ha rimessa la pistola alla cintola dopo che ha fatto la minaccia. L'ha posata oppure è uscito con la pistola in mano? No, se l'è messa no. Lei a quel punto non è intervenuto neanche in quel momento con un ragazzino di 18 anni. Dico perché lei non poteva intervenire, dice ma come un ragazzino come a te, un bacio di famiglia che lavora, niente, lei non è intervenuto completamente, si è vista sta scena. Ah, quindi ha avuto, ho capito, quindi lei ha avuto... Diciamo, mi ha preguntato già chi era una persona, perché lui lo era figlio di Santa Paola, era io che lo sapevo, si è comportato sì. Vabbè, ma lei non lo sapeva che era il figlio di Santa Paola? Bene. Sì. Quindi, allora io a questo punto io le rifaccio la domanda che le avevo fatto prima. Questo episodio l'ha colpita a lei oppure no? Le è rimasto impresso? Lei ci ha descritto, senta, se scudo, si fermi un attimo, lei ci ha descritto più volte, noi la vediamo sia pure in televisione, lei ha mosso il braccio, ha fatto la mossa dell'estrazione della pistola, la pistola puntata, inclinata in un certo modo, quindi lei ce l'ha ben viva nella memoria questo episodio, le è rimasto impresso, perché l'ha ripetuto più volte sempre allo stesso...
Le ho fatto una domanda. Ecco, come ha fatto? Così, quindi lei si ricorda questa scena? Bene. Bene. Questo è l'episodio. Quindi lei ce l'ha. Possiamo dire che lei ce l'ha davanti agli occhi sta scena, va? Se la ricorda bene. E allora senta, a sto punto mi sorge un dubbio: com'è che quando lei è stato sentito il 14 marzo, ora poi lei mi dirà che era stanco per 10 ore, ma le vorrei rileggere quello che lei ha detto in occasione quando è stato sentito, ed era pagina 114, quindi sa, noi ormai abbiamo una certa dimestichezza, 114 pagine non sono più di 2 ore, comunque può darsi anche meno. La domanda del pubblico ministero era questa: conosce i figli di Santa Paola? La sua risposta è secca: no. Ne ha sentito parlare? Sì. Da chi? Da persone che stavano vicino a me. Ce li vuole indicare, cioè ho sentito solo perché erano i figli di Santa Paola, niente di importante. Ora dico, ci dia una spiegazione, sa, anche la Corte deve cercare di capire, noi avvocati possiamo capire quello che vogliamo, pubblici ministeri sono parti pure loro in un certo senso, ma la Corte deve capire. Lei com'è che questo episodio che c'ha così chiaro davanti agli occhi, tanto da rifare la mossa più volte, se l'è ricordato così perfettamente, un episodio così impressionante, un ragazzino di 18 anni punta la pistola a un signore di 40 anni e lei non si ricordava niente, ma lo vuole spiegare questo mistero? Ricordo che in quel giorno me lo voto alla domanda. Mi sono fatto questo 2009 in quel processo, si ricorda lei nel 2009. E magari se stanco perché magari diciamo che non lo conoscevo, non lo so. Magari perché non lo stanco, vuol dire che non ricordavo come particolari di Santa Paola. In realtà no. Vabbè, questo non è un... Vabbè, lasciamo un po' più distante dal microfono, signor Rescuto. Altrimenti, ma lei non si sente lì? La sente la sua voce lì? Sente che è distorta quando alza la voce e si avvicina troppo, sente che distorce il microfono, quindi si regoli lei. Proceda. Grazie Presidente. Allora, quindi lei, la sua giustificazione, mi scusi, chiamiamola così, no, la sua spiegazione è che era stanco? Ero stanco, magari in quel momento ci diciamo che non lo so, non mi sentivo di parlare perché magari pensavo che sbagliavo, non lo so, è quello che dico magari. Allora è stata una sua scelta, lei ha deciso di non raccontare quell'episodio? Sì. L'aveva... bene, quindi lei lo ricordava in realtà, non è vero che era stanco tanto da non ricordare, come ha detto poco fa al PM? Diciamo che non lo volevo raccontare. Non lo voleva raccontare, ho capito, però lo ricordava. Bene, poi che cosa è successo dal momento in cui... Cosa è successo che le ha fatto cambiare idea dal momento in cui lei è uscito dall'aula e poi ha riferito alla polizia che invece voleva raccontare questa sua verità? Perché lui, oltre che non capito che mi sono soffermato in quella richiesta che mi ha fatto lui, ma come mai che sei incontrato proprio con gli nominati figli di Santa Paola? Questo chi? I poliziotti? Sì. Ah, i poliziotti che stavano vicino? Infatti che mi sentivo stanco e poi non ero, in quel momento ci ho preferito di non fare. Aspetti, no, lei ci ha raccontato un'altra cosa importante. Quindi i poliziotti della scorta le hanno fatto domande sul suo esame? Sì. E che cosa le hanno domandato? Abbiamo nominato i figli di Santa Paola. I poliziotti... Sì, si ricorda chi era questo poliziotto? Che è uno che è sua scorta precisa oppure l'ha visto solo quel giorno? No, l'avevo visto alcune volte, perché alcune volte mi era Ho capito, quindi siete in intimità, no in intimità, diciamo vi chiacchierate, va? In rapporti, non vi parlate, ma chiacchierate. Ho capito, ma non credo, vediamo se indoviniamo, perché se è stato lui a dirle, ma perché non lo racconti l'episodio di Santa Paola? Può essere? Non l'ho capito bene. Può essere che gliel'ha suggerito questo poliziotto? Come mi ha suggerito in che senso? Di raccontare questo episodio? Sì, se no dovete lui, è quello che dice tutto, dice, se no dice, ho detto guarda, non devo riferire, dice che
Ho capito. Senti, quindi abbiamo appreso, i poliziotti della sua scorta parlano con lei delle cose che lei deve dire e non deve dire? No, per carità. Come no? Ho capito che io mi sono soffermato nel discorso quando mi hanno nominato. Ah, quindi non lo sapevano prima questo episodio? Lo sapevano o non lo sapevano questo episodio che lei oggi ha raccontato del Miami? Lo conosceva questa guardia o non lo conosceva questo episodio? Chi è che lo conoscevo? Ah, lo conosce lei, gliel'aveva raccontato a lui? Avvocato? Aspetti un minuto, dottore Bertone, prego. No, c'è un equivoco. E appunto, ci siamo qui per chiarirlo l'equivoco. Allora, scusi, questo episodio lei l'aveva raccontato o no a questa guardia? Il microfono si allontani, altrimenti non sentiamo. Ripeta, stando un pochino più distante o a voce più bassa. Presidente, scusi, può staccare un attimo può staccare il collegamento? Presidente, può staccare un minuto? Signor Fede. Presidente, scusi, lo chieda lei qual è la rilevanza? Scusate, volete che stacchiamo? Vuole oscurare un momento il signor Fede? Oscurare vuol dire anche che da lì non sentono, però. Se no... Aspetti. se no... Signor Fede, deve togliere il collegamento oppure si toglie di qui il collegamento con l'Aula. Va bene. È stato tolto qui dalla regia. Scusi Presidente, abbiamo tutti colto, credo anche la Presidenza, che il collaborante penso che faccia distinzione a seconda di chi pone le domande. Dice, ma io pensavo, io non so se lei è il difensore del pubblico ministero, gli vuole chiarire per cortesemente che lui ha il dovere di rispondere secondo verità, chiunque sia che faccia le domande? Sì, può ristabilire il contatto. Grazie Presidente. Può ristabilire il contatto, signor Fede? Signor Fede? Ecco, può ristabilire il contatto. Allora, posso riprendere? Dopo che lei... Sì, no, questo è il discorso. Il signor Scuto in questo momento sta controesaminando il difensore di Santa Paola. Lei questo l'aveva capito, l'avvocato Strano. Ora, indipendentemente da chi fa l'esame, quando lei sceglie di rispondere alle domande, deve dare queste domande secondo verità. Ha capito? Non ero capito prima che era l'avvocato che parlava. Vabbè, comunque, possiamo andare avanti, Presidente? Procediamo. Questa è la materia con cui lavoriamo. Senta, Scuto, allora, ripigliamo. Lei l'aveva raccontato a questa guardia che le ha suggerito di raccontare l'episodio? Gliel'aveva raccontato prima, sì o no? No. Non gliel'aveva raccontato. Devi mi ha detto, come mai sei staccato quando il PM ti aveva chiesto se conoscevi chi è Santa Paola? Io ti ho detto, guarda, non voglio parlare del momento perché mi sento stacco, così le fuori ho fatto per parte Ho capito. Quindi lei non l'aveva raccontato e ciò che ha messo in sospetto questa guardia è stato il fatto che ha riferito lei che lei si è staccato, si è fermato. Ho capito bene? Guarda, c'era il mio quello che era l'ascoltato, io mi sono soffermato solo il PM mi aveva chiesto se conoscevi chi era. Così quindi la scorta ha sì. Ho capito. Quindi lei ha fatto il verbale? No, prima di fare il verbale le ricordo, caro Scuto, che lei prima ha raccontato questo episodio alla sua scorta o l'ha raccontato per la prima volta ai pubblici ministeri? Ho raccontato questa cosa. A chi? Sì, alla scorta no? C'è stata una scorta. Prima di raccontarla ai pubblici ministeri. Ho capito. Allora aspetti un attimo. Dottore Bertone.
Allora, questa guardia che le ha fatto questo suggerimento, chi è? Pisu? Come? Si chiama Pisu? C'era pure così. Angius c'era pure? Sì, e poi chi c'era? Un altro funzionario della scuola di Catania. Ah, uno di Catania. Come si chiama? Non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Ma era quello che l'aveva accompagnato dalla mattina? Era venuto a prenderlo dove? All'aeroporto, alla stazione, dove? Sì, ma il fatto è che io devo sapere come si chiama perché lo devo citare, quindi lei ci deve dare qualche nome. Come si chiama? C'è stato sempre qua. Se era presente. Lei non l'aveva mai visto questo funzionario? L'ho visto una volta. Ma lei perché dice che è funzionario? Beh, conosce il grado? Se portava la macchina dove l'avevo messo io, che non la polizia, non la scorta. Ah, ecco, quindi funzionario significa che era della polizia, non un grado più elevato rispetto a Piso e Angius. C'era un ispettore, poi era un dottore, non lo so. Vabbè, era un poliziotto. Oh. Lei quanti ne aveva assieme a questa scorta? Da quanti poliziotti era composta? Da 3? Questo lo so io. Quante persone c'erano quando lei ha detto, quando questa gente le ha suggerito di raccontare l'episodio? Chi c'era davanti? Chi ha assistito a questo episodio? Pure quella là. Senta, non facciamo equivoci, il PM è intervenuto dopo. Era nel volo, stavamo per chiamare io. Esatto, perfetto. Ma lei, va bene, ma lei ha mandato a chiamare il PM, poco fa ci ha detto, su spinta e suggerimento di qualcuno della scorta. No, Come no? perché sei confermato nella richiesta che ti ha fatto il PM. Mi sono dimostrato delle mappe, non torno delle che e nelle che tu non hai fatto il PM e poi c'è la direzione. Ho capito. La direzione mi si trovava proprio della scuola. Allora ora lei torna a dire che lei non l'ha raccontato perché era stanco? O perché non lo voleva raccontare? In quel momento non ne voleva. Come, perché non ne voleva parlare? Ero stanchissimo. Perché era stanco? Ecco, e dopo un'ora, quando ha raccontato le cose, non era più stanco ancora, era passata un'altra ora. Cioè, ero, diciamo, fuori dall'acqua. Ha preso coraggio. Tranquillo, diciamo che ero funzionale, non spiegavo fuori dall'acqua, ho deciso che non che fare il PM. Ho capito. Però lei poco fa ci ha detto che lei è mandata a chiamare i PM su, chiamiamola esortazione, consiglio, suggerimento di uno della scorta. Ora lo nega? Vorrei sapere se Bene, una cosa che... Bene. Sì. Sì. Quindi lei... Sì. Subito dopo un secondo, sono passata magari un'ora, 3-4, 10 minuti. E questo lo verificheremo, ci sono gli orari nella relazione di servizio, quindi questo sarà verificato. Se ha spiegato lei ai pubblici ministeri perché questo segreto se l'era tenuto gelosamente custodito per 2 anni? Lei da 2 anni che è pentito non aveva mai raccontato questo fatto del figlio di Santa Paola. Perché? Per 2 anni. Quindi lei aveva delle riserve mentali? La sua collaborazione? Poi magari sono diciamo la casa come è stato e così ho deciso magari perché in quell'occasione anche casi che quel giorno c'era una richiesta che avevo fatto diciamo prima dell'inizio del processo che avevo fatto come è stata data che poi sono venuto io stesso per esempio più o meno perché ero molto stanco così ho capito di provare Ok. Sì. E scusi, lei quante volte approssimativamente è stato interrogato dai pubblici ministeri? Quante volte dal momento della sua decisione di collaborare è stato interrogato dai pubblici ministeri? Quante volte? sarà
10 volte. 10 volte. È stato sempre tanto stanco da non poter riferire l'episodio di Francesco Santapaola? Per cose personali, non ero stanco a quel punto magari che al momento qualcuno non volevo parlare, poi magari ho pensato che Avvocato Strano, dovremmo cercare... Presidente, la materia nostra è questa qua e purtroppo io ho necessità di si capire... può cavare sangue da una rapa, però. Presidente, Quindi non è io che questo... la può strizzare Ma mi pare che sto facendo domande sempre diverse, non sto tornando a ripetere le stesse. Spero che lei me ne dia atto. Infatti non sono intervenuto, Finora dico, però... è anche mio interesse non arrivare fino all'una di notte, Presidente, però devo cercare di sapere tutto. Sono emersi fatti nuovi importanti e interessanti, ritengo per tutti, no? Cioè, io non sapevo che le scorte avessero anche il compito di spingere i collaboranti a dire delle cose. È un fatto nuovo. Io non la metterei su questo tono. No, mi scusi, Presidente, ha ragione, Presidente, ha ragione. Ovviamente non era indirizzata alla Presidenza o alla Corte, né ai pubblici ministeri. No, a nessuno, non la butterei in termini di certezza come sta facendo lei. Ha ragione, Presidente, io comincio a dubitare seriamente di tantissime cose. Un attimo solo, Presidente. Lei sa se... Scuto, mi sente? Mi sente? Scuto? Che è successo? Scuto? Sente? Signor Fede, sente? Mi fa il segno di sì. Ma se lo sente Scuto? Forse bisogna accendere il microfono. Forse è stanco Scuto. No, bisogna accendere il microfono. Noi da qui non sentiamo. E chi è questo? Silenzio! Diamo atto, signor Fede. Silenzio! Signor Fede. Ora si sente, ci dovrebbe dare atto della presenza, di questa presenza che abbiamo visto. Occasione dell'incontro al Miami. Sportivo. Non aveva una giacca? No. Aveva una camicia, una maglietta, se lo ricordi? Un giubbino. Senta, lei dalla relazione di servizio emerge che lei era abbastanza certo sull'anno, o perlomeno non ha manifestato perplessità, ha detto che era il 1990. Oggi ha detto 90-91. Ho detto fai 90 e 91, ho detto diciamo nel senso 90-91, è un episodio che se non c'era, se sbagliavo, fai 90 e 91. Cioè alla fine non ero portato, diciamo, a quel periodo che ero convinto che non devo prendere ancora, e poi magari... Sì, no, non è questo lo capisco bene, però dico, lei ha parlato... Voglio andare a Francesco, ci ricorda bene quanti anni c'è stato. Sì, no, sì, l'ascolto, non è che io lo voglio... Senta, scusi.
portando inferno, cioè potrebbe essere che era fine del 90 del dicembre o del 91. Ah, era d'inverno? Quindi era d'inverno? L'inverno sia stato chiuso la discoteca del Marino. E torna bene che era il primo anno che faceva il buttafuori lì? No, tanti anni. Tanti anni. Senta, quando Santa Paola si è allontanato, c'è stato qualcuno di quelli all'ingresso che lo conosceva, lo notò, entrò, disse che era il figlio di Santa Paola, no? No. Chi era quello? Non se ne ha fatto vedere che erano Ha alzato la voce il figlio di Santa Paola? non morto. Sì. Senta, lei quando è arrivato il Santa Paola ha detto si trovava, non torniamo su tutta la descrizione, voglio una conferma precisa, ha detto che era lei, Scuto, contorna bene al centro del corridoio, diciamo, no? Più o meno, quindi 15 metri dalla porta, dall'ingresso. All'ingresso c'erano una decina di persone, giusto? L'ingresso si muove a 15 metri dall'ingresso. A 15 metri dall'ingresso. L'ingresso nel trincea alla parte di fuori. Sì. Ma da lì si poteva vedere bene quello che c'era dentro? Quello che accadeva dentro? Cioè le persone che erano fuori potevano vedere quello che succedeva all'interno? Se notavano bene la cosa, sì. Se? Se guardavano, sì, si vedeva benissimo. Ho capito. Quindi anche fra l'altro suppongo il corridoio fosse illuminato, no? Poco illuminato. Poco illuminato. E fuori era illuminato o no? E poco illuminato perché le camere stavano messe per terra. C'è la laterale, c'è diciamo più un giardino. Sì. Comunque quando è... Va bene. C'è si vede più c'è un bolito che quando da... Sì. Capito, no? Vabbè, sì. Senta, io ho un'ultima circostanza e poi la faccio andare. Senta una cosa, lei ha detto, e questo l'abbiamo assodato, che quando arrivò il Santa Paola lei si trovava al centro del corridoio, giusto? Sì. Sì. Senta, lei che stava facendo in quel momento? Era con le spalle rivolte all'ingresso o guardava l'ingresso? No, stavamo di fronte all'ingresso. Di fronte all'ingresso? Stavamo guardando l'ingresso, le persone magari che stavano di fronte all'ingresso. Ho capito. E quindi il Santa Paola, quello che lei dice essere Santa Paola, se questo episodio è avvenuto, ha fatto poi 15 metri a piedi indirizzandosi verso non ha importanza, ha fatto questo tragitto. Torna bene in questo. Scusi, lei l'ha visto quando Ha preso la pistola e l'ha lanciato. va bene. Bene. Ora mi dica una cosa, lei l'ha visto entrare? Sì, E anche torna bene? sì. Anche torna bene, le ha detto qualche cosa mentre il ragazzo dall'ingresso ha percorso questi metri per arrivare fino a lei? Ci ha detto guarda c'è un figghinitto, oppure da lì a cucce, niente, è stato muto? No, c'è diciamo che lui appena che diciamo che guarda che 15 metri sono fare 15 passi. Un po' di più, comunque. Dico, torna bene, non l'avvisò di chi si stava avvicinando, non le disse questo è il figlio di Santa Paola? No, me l'ha detto Dopo. Bene. Senta, ma lei come mai aveva puntato la sua attenzione sull'ingresso mentre si trovava al corridoio? Lei era attento all'ingresso oppure no? No, stavo parlando non bene, che parlavamo per la mancata all'ingresso. Quindi non era particolarmente attento lei all'ingresso? Non era particolarmente attento all'ingresso? No, guardavo così, diciamo, qui. Bene, sì. Lei ha ricordo se guardando l'ingresso si vedevano le persone che c'erano lì fuori? Lei le vedeva? Io vedevo che c'era una persona, ho visto che io vedo una macchina, c'era una macchina, se c'era uno o due persone che erano rimaste in macchina. Sì. Quindi
Quindi lei da metà del corridoio è arrivata a vedere la scena. Questo ingresso quanto sarà largo? 10 metri, 1 metro? 3 metri. 3 metri. Quindi lei è dentro il corridoio e la macchina si fermò in coincidenza di quei 3 metri. Pensiamo una cosa, il corridoio è 3 metri. Scusi, aspetti un minuto. 2 metri da questa parte e 2 metri da questa. Va bene. La macchina si è fermata proprio davanti all'ingresso. Sì, si sente che uno scende e ferma una macchina, così abbiamo portato, siamo installati un po', visto che conosciamo la persona, che subito dopo si è avvicinato e ha parlato con la. Ho capito. Vabbè, grazie. Altri interventi? Pubblico Ministero? Sì, volevamo chiedere al signor Scuto, lei conosce il nome del proprietario o dei proprietari del Miami? Come si chiama? Il nome? E il padre come si chiama? Il padre si chiama Ponzi, non mi ricordo il nome, però lo conosco personalmente, non mi ricordo il nome. Posso dire anche che ha pochissimi capelli, poco capelli il padre. Lei sa che rapporti ci fossero tra il Tornabene e il Ponzio? Abbastanza bene le amicizie. Cosa intende per rapporti di amicizia, non rapporti di frequentazione? Cioè voglio dire, Tornabene come e quando aveva iniziato a fare il buttafuori del Miami? Chi lo aveva scelto? Ricordo io che in questa discoteca alcuni anni fa c'era un certo Sichinetta, ricordo il soprannome Sichinetta. E sa in quale ambienti malavitosi eventualmente fosse inserito questo Zicchinetta? Non era una famiglia Santa Paola. Non? Non era inserito nella famiglia Santa Paola. Ecco, lei sa se è vivo o se è morto lo Zicchinetta? Sì, l'hanno ammazzato poi dopo tempo. Ecco, allora stava parlando di Zicchinetta? E che aveva un'amicizia con Mario Andrea. Così non sono messi d'accordo perché sentevo delle discussioni a canali in Miami dove vanno a appartenere a persone che stanno nella zona di Scatena e si erano fatto un accordo per fare soltanto dei tesserini per entrare in questa discoteca con una riguarda, poi sono state fatte dei tesserini che una certa zona di Scatena, tutti quelli appartenenti alla famiglia Santa Paola non parlavano mai come le altre persone che appartenevano a questa Sichinetta, ci mandavano dei tesserini per entrare nella discoteca, c'era questo tipo di accordo. Poi in realtà la Sichinetta non ha ammazzato poco tempo fa e così è rimasto Mario Andrea dopo e sapevo già da oggi Giuseppe che a parte che tutte le persone che ci stavano senza pagare, in più ero io che non pagavo mai, e prendevo un piccolo stipendio mensile di Mario Andrea. Lei sa se vi fossero rapporti di conoscenza, amicizia o quant'altro tra il Ponzio e elementi della famiglia Santa Paola o Ercolano? Signor Presidente, le chiedo scusa, se mi consente, prima che l'imputato di reato connesso risponda. Se io ben ricordo, l'ordinanza con la quale venne ammessa la testimonianza dello Scuto... Lei è avvocato nell'interesse Prego. di chi sta parlando? Nell'interesse del processo e dei miei assistiti, è troppo chiaro. Di quali assistiti, avvocato? Dunque, assisto a Perisanto, Puglisi Salvatore, Puglisi Domenico, Sciuto Sebastiano, Fichera Alfio e Di Paola Aldo. E allora, signor Presidente... Quindi non difende nessuno della famiglia Santa Paola Dottore Ercolano? Bertone, se lei mi consente...
non significa nulla. Dico, lei mi fa delle osservazioni veramente fuori di luogo. Silenzio. E allora, signor Presidente, se consente la mia osservazione, e pregherei il dottore Bertone di non interrompermi a partire da questo momento. Dicevo, se io ben ricordo, l'ordinanza con la quale la Corte ha ammesso l'imputato di reato connesso, esaurito l'esame ed il controesame, aveva ad oggetto esclusivamente la relazione di servizio che venne redatta subito dopo e che riguardava una circostanza ben precisa. Questo ulteriore allargamento di indagine, signor Presidente, credo che sia capito superfluo. il contenuto dell'osservazione, Volevo avvocatessa, per completare. cui io volevo sentire dal pubblico ministero, volevo risentire la domanda. Presidente, credo che dalle dichiarazioni che ha reso il signor Scuto è emerso comunque che... Presidente, le chiedo scusa, ma dico, il collaborante è collegato. Ma se fosse qui il collaborante le sentirebbe queste questioni, avvocato. Non vedo ragione per cui debba No, essere se la escluso. Corte ritiene che debba Sì, assistere. sì, assolutamente. Allora, che ha dichiarato che c'erano certi rapporti tra, è un amico nostro, ha detto un amico, tra il Ponzio e il Tornabene. È anche vero che si cercherà domani o dopodomani e anche ora, stasera, di valutare l'attendibilità di tutto il contenuto della dichiarazione, di valutare come e perché, se il fatto è vero, il signor Santapaola Francesco si può recare al Miami davanti a tutti o comunque davanti a... ora, scusi il pubblico ministero, siccome qui si tratta di introdurre argomenti nuovi, allora bisogna togliere, signor Fede, bisogna togliere il contatto e per i tecnici per favore togliere il collegamento. Che controprova? Si danno staccato, L'audio di qua si stacca, avvocato. Alla regia. Va bene. Allora, pubblico ministero. Quindi io credo che si tratta di capire quali fossero i rapporti tra il Miami e la famiglia Santapaola, intesa non necessariamente come famiglia mafiosa, ma come componenti della famiglia. Vorrei ricordare che dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia questi rapporti sono già emersi. Vorrei ricordare che è in atti una foto a colori di gruppo riproducente l'effigie di Ponzio Concetto con Ercolano Vincenzo, oltre che con Minniti Teodoro e Rapisarda Salvatore. Credo che quindi in questo momento, proprio per valutare l'attendibilità del fatto e valutare tutte le circostanze che poi la Corte dovrà compiutamente esaminare, credo che trovandoci di fronte a un collaboratore di giustizia che certamente ha avuto rapporti con Tornabene, io credo che sia opportuno in questa sede acclarare anche questo aspetto dei rapporti. Attraverso la testimonianza di Io volevo, intervenire volevo anch'io, soltanto che l'esame si completasse, volevo fare una domanda per sapere se allo Scuto risulta che ci fossero dei rapporti tra componenti della famiglia intesa proprio in senso di sangue, Ercolano Santapaola, con il signor Ponzio. Fermo rimanendo che noi abbiamo al dibattimento già una foto che riproduce un viaggio in Brasile tra questi personaggi. Le osservazioni di controparte. L'avvocato Strano aveva chiesto la parola. No, Presidente, io sarei portato... Può stare comodo, avvocato. Grazie, Presidente. Sarei portato per amore così di ruolo
a dire che questa domanda non è proponibile. In realtà, secondo me, non è proponibile, perché il tema dell'esame di stasera credo che sia un tema definito e non può essere allargato. Signori, a tutti. Senti, Presidente, mi scusi. No, mi scusi, abbiamo tolto contatti e altro, perché è come se stesse facendo una nuova richiesta il pubblico ministero, in pratica di questo dobbiamo parlare. Ecco. Ma infatti io le stavo dicendo, Presidente, che per me, se il tema dell'indagine è questo e se il signor Scuto sarà in grado di provarci queste sue affermazioni, oltre quelle di prima, per me faccia pure, non mi volevo opporre. Cioè, si tratta di allargare, è come se il pubblico ministero dicesse in tutto questo dall'inizio. momento anche tramite Scuto, no, solo facciamo anche questa indagine. Cioè l'indagine del signor pubblico ministero, se ve lo conferma, Presidente, è quella di acclarare, ha detto lui, di appurare, insomma, perlomeno di domandare a Scuto, poi appurare è un discorso troppo diverso, di domandare a Scuto se è a conoscenza di rapporti fra Ponzio e la famiglia Santapaola, diciamo Santapaola perché stiamo parlando, è venuto qui per Francesco Santapaola, giusto? Avvocato Santapaola, Ercolano. Vabbè. Io mi rimetto alle decisioni della Corte. Si ritiene che si possa fare questa indagine. Allora, se ci ridate il collegamento, per favore. Sì. Mi scusi, quindi c'è un nuovo tema? Si introduce un nuovo tema? Il tema sarebbe quello dei rapporti, di accertare se ci sono questi rapporti, se esistono questi rapporti. Allora, il signor Fede può ristabilire il collegamento visivo da parte del... Ecco, sì. Allora, oscuri e faccia rientrare Scuto. Allora, il pubblico ministero può fare la domanda. Signor Scuto, le chiedevo se le risulta, ed eventualmente come e perché, se ci sono rapporti, ci sono stati rapporti di conoscenza, frequentazione o quant'altro tra il signor Ponzio, titolare del Miami, e elementi della famiglia, intesa anche come in senso di sangue, della famiglia Santapaola Ercolano, se lei è al corrente, eventualmente di quali. I collegamenti che aveva detto il Presidente Ponzio, in particolare erano conosciuto Sebastiano. E poi diciamo che in quella discoteca vedevo che non è che io vedevo che conoscevo tante persone appartenenti alla famiglia Santapaola, che quelle volte che magari veniamo in discoteca stavano la mano con il figlio Giuseppe, Ponzio Giuseppe. E diciamo che tante volte venivano i figli di Ercolano, di Ercolano, in quella discoteca che non parlavano mai, e tante altre persone magari che appartengono alla famiglia Santapaola, in tutta la zona di Cereale si andavano a parlare nella discoteca che non parlavano mai. Non ho altre domande, Presidente. Contraesame su questo punto? Presidente, mi consente su questo punto, trattandosi di un nuovo tema di indagine, atteso che lo Scuto su quest'ultima domanda del pubblico ministero ha citato il mio assistito Sciuto Sebastiano e lo stesso non è presente, io non sono in condizioni di poter procedere al controesame perché ho necessità di conferire con lo stesso, per cui allo Stato la mia richiesta è che la Corte mi consenta di effettuare il controesame in un'altra data perché appunto sono impossibilitata, trattandosi di un fatto assolutamente imprevedibile perché vi era un'ordinanza della Corte che aveva stabilito l'oggetto della testimonianza per l'udienza odierna. Avvocato, Presidente, posso osservare? Sì. Il fatto che sia un tema assolutamente imprevedibile, credo che sia una valutazione fatta secondo l'avviso dei pubblici ministeri senza alcun fondamento. Voglio far presente
che l'imputato Sciuto Sebastiano, se non è presente, credo che abbia rinunciato, quindi tutti sapevano che nel programma di oggi era previsto l'esame di Scuto Rosario. Tutti sanno che secondo la prospettiva dell'accusa, Scuto Rosario in che gruppo era inserito, quali tipi di rapporti aveva con gli imputati di questo procedimento, quindi dire che si è trattato di un imprevedibile allargamento del tema processuale credo che sia veramente eccessivo. Quindi chiedo che l'esame si concluda stasera, perché credo che non ci sia motivo di rinviarlo ad altra data. Roberto. Presidente, mi scusi. Signor Presidente, le chiedo scusa, io desideravo un attimo la parola, prima che la Corte... Anch'io, Presidente. Sono l'avvocato Strano. Va bene, si assegna a termine quando riterrà poi con la difesa, se si riterrà insomma di... No, signor Presidente, mi scusi, la Corte consente che io proceda al La Corte contraesame? consente che possa fare il contraesame in altro, con riferimento naturalmente a questa posizione. A questa posizione e a questa circostanza? A quest'ultima è circostanza, chiaro. certamente. Avvocato Presidente, Strano? io chiedo a norma dell'articolo 195, quindi sia primo, secondo che terzo comma, che l'esame del signor Mario Tornabene sui punti per i quali lo Scuto dice di aver avuto conoscenza dal Tornabene stesso. Questo lo dovremmo vedere un momento. Possiamo licenziare? Sì, no, perché siccome poi credo che Tornabene non ci sia, perché per una richiesta di confronto dopo l'esame, perché è un esame su questo punto come recita il secondo comma dell'articolo 195, poi io avanzerei nel caso che Tornabene negasse di in ogni caso, avvocato Strano, glielo dicevo per questo no, aspetto. dico il fatto che lei stasera stranamente non abbia fretta, insomma, non mi Presidente, solleciti la chiusura io non esprimo, non significa che non siano lo stesso alle 21. Non voglio aggettivare le cose che sono successe, ma sono successe cose che io reputo importanti. No, per oggi possiamo fare basta. Sì, no, vabbè, tanto allora, credo che non c'è. Il signor Scuto può andare e possiamo chiudere il collegamento. Buonasera. No, Presidente, comunque io su questa richiesta la Corte si riserva, perché lei sa che l'esame può essere disposto anche d'ufficio, ma a maggior ragione se lo chiede la parte. Dobbiamo sentire... Dico l'esame a norma del secondo comma, lo può disporre anche il giudice di ufficio, ma a maggior ragione se lo chiede la parte credo che insomma sia difficile non disporre. Sì, voglio sapere se lei lo dispone o meno. Sentiamo il parere del pubblico ministero, insomma per oggi mi pare che... Va bene, lo riserviamo al ritorno da Roma allora. Presidente, suppongo, no? I pubblici ministeri non hanno nessuna difficoltà a sentirlo subito e chiedono anche... Credo che non ci sia. No, per favore, ci sono anche delle dichiarazioni che deve fare qualcuno. Sì, chiedono anche che alla prima udienza utile, se non fosse possibile stasera, si proceda al riascolto della bobina contenente la registrazione
dell'esame reso sul punto il 14 marzo, credo, 1995 dall'imputato di reato connesso Scuto Rosario, per verificare se effettivamente in sede di risposta alla domanda se l'imputato conosceva i figli di Santa Paola, se c'è stata effettivamente una pausa che non è riproducibile. Sì, mi pare, scusi il pubblico ministero, vorrei essere certo una cosa, è stata fatta l'indicazione anche di altri testimoni su questo episodio che sono stati ammessi, se non ricordo male, quindi in esito a questo esame poi la Corte deciderà il da farsi relativamente alla sua richiesta. Io scusi, la volevo soltanto... Perché, scusate, vedete, il riascolto di quel verbale si può limitare soltanto, noi possiamo dare atto al verbale che stiamo ascoltando il verbale. Presidente, ma non lo possiamo minimamente commentare in questa sede, poi i commenti vanno alla fase della discussione, se ci fosse, per quanto vi riguarda e per quanto riguarda noi alla fase del giudizio. Presidente, dico, se ci fosse una pausa nella risposta, io credo che è un dato ontologico. Ciascuno ne tirerà le conseguenze che... Sì, ma se non risulta dal verbale, credo che nessuno ne possa... Il verbale è quello. Il verbale è quello che si fece allora, non è il verbale che faremo quando ascolteremo. Ebbene, penso così in linea di principio riascoltare quel verbale perché ognuno ne tragga materia di convincimento, di riprova per la sua tesi e la Corte per il giudizio. Va bene. E allora le dichiarazioni che c'era il signor Mangion Francesco ci rinuncia per oggi. Il signor Presidente, anche Tuccio vuole dire qualcosa. C'è il signor Campanella? Mi accompagni il signor Campanella, per favore, maresciallo. Presidente, scusi, per una breve dichiarazione spontanea di Tuccio Salvatore, anche le preannuncio. Non riguardi il discorso della custodia della Mali, avvocato? Di che, Presidente? Custodia dell'azienda. No, Presidente, quello lo svilupperemo poi ulteriormente, ma non stasera, Presidente, sì. Presidente, scusi. Comunque, il signor Fede può rientrare. Va bene, può staccare e rientrare. Presidente, mi scusi. Ha la parola il signor Campanella. Io sì, non so se è collegato quel microfono. Signor Presidente, volevo fare una piccola precisazione riguardo il discorso del Grancagnolo che ha fatto oggi, in riferimento all'uccisione di Villani Giuseppe, detto Peppone, e del ferimento del Salvatore Mussillo, chiamato Scaraville. Grazie. Lui dice che dopo questo fatto lo Scaraville lo incaricò a lui di portarne nel carcere di Brucoli o Augusta dopo questo fatto. Siccome io mi ricordo perfettamente che quando successe questo omicidio e tentato omicidio, Presidente, io crederei che lei farebbe un accertamento di vedere la data quando successe questo fatto e la data quando lui dice che mi sarebbe io recato con lui ad Augusta. In parole semplici, io questo fatto di questo omicidio l'ho appreso che ero carcerato, quindi è impossibile che con lui mi sarei recato ad Augusta a fare il colloquio allo Scaraville. Io questo fatto lo ricordo perfettamente, ero carcerato a Piazza Lanza e l'ho appreso dalla televisione che avevano ammazzato sto Peppone. Il suo difensore può chiederlo. No, esigentemente la Corte può vedere quando è successo questo fatto e dove mi trovavo io. Io mi ricordo perfettamente che ero carcerato
Guardi, il fatto è successo dopo che io ero in carcere, quindi come mi sono recato con lui ad Augusta. Ma Presidente, lei capisce perfettamente, io per difendermi devo cercare questi appigli quando sono in galera, perché quando sono fuori non posso dire niente, perché chiacchierano, ma come mi devo difendere io? Per quanto riguarda la data del fatto a cui si riferiva Grancagnolo, questo lo può accertare la Corte d'Ufficio. Lui parla 76-77. Si vede quando è stato, se c'è l'indicazione precisa di queste persone che sono state vittime di questo fatto. Per quanto riguarda poi la data della sua carcerazione, la può produrre direttamente il suo difensore. Presidente, io ricordo perfettamente, ero carcerato e l'ho preso nel carcere di Piazza Lanza tramite il telegiornale, questo fatto che è successo, ammazzarono a sto Peppone e a questo Scaravilli gli spararono, che erano insieme. Lui parla che siamo andati dopo il fatto ad Augusta, che io avrei parlato con lo Scaravilli, c'hanno che mi resano che permesso premio, ma mi sembra un po' difficile, non ne ho avuto mai io permesso premi in tutte le 13 anni di carcerazione, quindi mi sembra un po' difficile. Va bene. Per questa danna prendiamo nota, naturalmente. C'era il signor Tuccio? Chi altri c'era che voleva venire qua? Allora, il signor Tuccio. Tuccio Salvatore ha la parola. Sì, grazie. Presidente, volevo far presente riguardo che ha detto in data odierna Grancagnolo Carmelo, sia alla domanda del pubblico ministero e sia su contraesame del mio avvocato, che su mio incarico si è recato a Milano dal signor Fiorito per prendere questi soldi nel 1985. Io le faccio presente che sono stato arrestato nel 1984, quindi non potevo dare mai questo incarico al signor Grancagnolo, fra di quale lei può vedere dalla data di detenzione mia che nel 1985 ero detenuto. Pensavo che io mi dovevo difendere per l'azienda, non per droga, perché in vita mia non ho mai trafficato droga, signor Presidente. Grazie. Allora, signori, a questo punto il prossimo appuntamento è, salvo imprevisti, a Roma. A Roma Rebibbia per lunedì prossimo alle ore 9:30. Signor Presidente, prego. Sì, se non volevo interromperla, se la no, signora vostra ha finito. Ho finito. Presidente, ecco, volevo, se possiamo chiarire solo un punto su questo programma, signor Presidente. Le udienze romane si protrarranno sino a mercoledì 15, anche per gli impedimenti che noi dobbiamo chiedere presso la cancelleria, oppure ciò ancora è incerto, nel senso che potrebbero finire anche sabato, il sabato della Avvocato settimana? Passarello, noi siamo degli inguaribili ottimisti e così ci si illude di poter finire anche per sabato, però una visione realistica della situazione proprio mi pare che ci costringerà a protrarre la trasferta per tutti i giorni nei quali abbiamo l'aula disponibile, cioè sino al mercoledì. D'accordo, grazie Presidente. Buonasera.